Ebbene, io questa volta vi assicuro non abbiamo avuto bisogno di andare a scomodare l'antipolitica, non abbiamo avuto bisogno di voli pindarici per immaginare San Severo diversa, non abbiamo avuto bisogno di far volare la fantasia per creare il terremoto in questa città, visto che in questa città realmente c'è bisogno di un terremoto politico per cambiare le carte in tavola, per cercare di rilanciare un'azione che solo questa città merita. Ebbene, noi siamo stati capaci, scegliendo Marianna Bocola, di creare tutto questo, il Big Bang della storia di San Severo. Voi oggi, amici di San Severo, avete realmente qualcosa di nuovo in campagna elettorale, avete qualcosa che da tanto tempo voi aspettavate, avete in questa occasione, in una sola volta, il giorno 25, di mandare a casa tanta gente che sta sulla breccia politica da 30 anni, 40 anni, sempre gli stessi. Il nuovo ce l'avete a casa vostra. Il nuovo, amici, è quello che questa coalizione è riuscita a mettere in campo. Guardate, io sono stato un po' l'artefice della rivoluzione all'interno del mio partito, perché molti, anche all'interno del mio partito, avevano scelto la via più comoda di trovare la soluzione tutta interna. Siamo i settimi di quella lista, poi esco io, vado a fare l'assessore, e si ripeteva la stessa litania, la stessa salsa da anni e anni, con le stesse persone, le stesse situazioni, e nulla c'era di nuovo. E all'interno del mio partito c'erano dei grossi problemi anche, come dire, di tenuta. Eravamo 3 amici al bar, 4 amici al bar, potevamo spartirci quello che volevamo. No, questa volta la prima rivoluzione l'ho fatta all'interno del mio partito, dove ho accomodato alcuni personaggi che non possono stare più sulla breccia politica, perché hanno già fatto parecchio tempo la loro storia. E la prima rivoluzione, prima ancora di scegliere la coalizione, e l'ho scelta con il cuore insieme all'amico Matteo Andosca, amico di coalizione, amico da sempre del sottoscritto, figlio di un grande sindaco di San Severo, di un grande moderato, di un grande democristiano. Non poteva stare con lo scudo crociato con te. Noi abbiamo scelto Marianna. Guardate, non andate sull'insicuro. Voi non avete davanti una strada dove non vedete nella sua profondità la luce. Voi andate sul sicuro, perché voi, oltre alla novità di una donna, non ci troviamo di fronte ad una donna in formazione, ma ad una donna che amministrativamente, scusatemi un attimo, ha gli attributi per governare questa città. Questo è quello che dice oggi la politica. E Marianna Bocola fa paura soprattutto perché ella si contrapporrà a vecchi marpioni della politica. A qualcuno dico, pensa a difendere un po' l'ospedale, se sei capace tienilo aperto, ma per carità non fare la campagna elettorale mandando giornalmente alle poste o di San Severo o di Torre Maggiore 200 ragazzi a fare la domanda, perché poi io ti faccio prendere al pronto soccorso. Su queste cose è un vecchio modo di fare politica che non produce se non
non l'antipolitica, quei ragazzi che si allontaneranno di più perché vedranno in quel personaggio quella cattiva politica che in questa città non deve più in qualche maniera fare capolino. È la vecchia politica di sempre. Voi non avete bisogno di rivolgervi all'antipolitica 5 Stelle. La rivoluzione è qui questa sera, perché la rivoluzione è coniugata con la buona politica, con le facce nuove, ma soprattutto per un amore incredibile per questa città. E allora io vi dico, amici, lo sento, io solitamente riesco a percepire quando c'è realmente qualcosa che monta, e qui è una grande vittoria che monta. State tranquilli, hanno paura, si sono accorti oggi che Bocola non scherza, che la coalizione che noi abbiamo fatto attorno all'UDC, attorno alle liste politiche, si è formato un gran bel gruppo. Siamo noi moderati, siamo noi il vero volto di San Severo. Questo è quello che noi vi veniamo a dire. E lo dico da qualcuno mi viene, il solito amico, il vecchio amico, mi verrà a dire che cosa ci faccio a San Severo. Sono sindaco di quasi il 40% di sanseveresi che tanti anni fa sono venuti a onorare con il loro lavoro questa città e sono provenienti dal mio comune San Marco e Lanis. E oggi spogliando i tanti cittadini sull'elenco del telefono, quanti cognomi, per cui quando mi verrà a dire vai a San Marco, no, sono parlamentare della Repubblica, sono figlio di questa terra, ma sono soprattutto fratello amico di quella gente che ha scelto di venire qui a San Severo perché immaginava un futuro migliore, non pensava di incontrare tanta gente che ha affossato la politica. Guardate San Severo, e chiudo perché è giusto che parli Marianna, nell'ultimo periodo ha contato pezzi importanti della politica regionale che sono oggi presenti nelle liste. San Severo ha fatto passi indietro rispetto a tutte le altre città, grandi città della nostra provincia. Bisogna restituire dignità e centralità a questa cittadina così laboriosa, così piena di storia. Chi non ha operato bene nelle sedi opportune, io credo che abbia chiuso con le chance di potersi giocare, di gestire e amministrare questa città. Allora amici di San Severo, sono tutti bravi ragazzi, c'è solo qualcuno realmente legato al passato, ma è tutta gente colata, scelti a uno, quei 3 o 4 amici di tutte le liste che sono presenti con la lista, con la coalizione Bocola, per cui sceglieteli tranquillamente. Sono tutte brave persone, degne di essere chiamate persone oneste e serie. Allora io vi chiedo, a 2 settimane e un po' più diciamo dal giorno delle elezioni, solo il 25, non vi scordate, vi chiedo di tirare fuori quell'entusiasmo incredibile che vi deve portare a raggiungere l'amica di vicino ma l'amica lontana, il compare di vicino e il compare di lontano. Dovete insieme battere un chiodo fisso perché si vince con Mariana Bocola. Voglio dirvi che si sceglie prima il candidato sindaco, prima di tutto, e poi le preferenze. Guai, lo dico ai candidati, ad andare girando pensando di poter fare a meno del candidato sindaco. Noi ci dobbiamo segnalare a questa città per la nostra coerenza, per cui si vota prima Mariana Bocola e poi le liste e poi i nomi delle liste.
pensate anche un po' all'Europa. Ci sto pure io là con il mio bel faccione, basterà scrivere sul simbolo a me ha scritto e mi farete, ecco, un onore immenso, un onore incredibile, sempre a vostra completa disposizione. Grazie. Grazie.